Bene, 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 eccoci qua. Allora, puntuali come sempre, un po' in anticipo oggi, appena appena. Un caro saluto va per il nostro amico Francesco, nonché Ciccio, il nostro moderatore di questa live, che è sempre così disponibile. Io vorrei tanto ringraziare pubblicamente per la sua gentilezza, per la sua cortese gentilezza che usa in ogni mia live quando può. Allora, poi volevo salutare tutti coloro che mi seguono ogni giorno, tutti i miei follower. Mettete il segue perché è importante, così vi arriverà la notifica non appena saremo in live. Allora, è inutile scrivere commenti, accettiamo solo commenti di saluti per i saluti, commenti per date di nascite, bla bla bla, queste stronzate non li prendiamo in considerazione, noi rispondiamo solo a telefono, al numero di telefono che il nostro amico Ciccio pubblica in volte, quindi se volete un consulto io ci metto la faccia, voi ci mettete la voce, telefonate, se no col dito andate avanti. A quest'ora ci sono tanti bravi cartomanti. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Volevo un consulto da lei. Siamo qui apposta. Allora, le volevo chiedere la mia vita sentimentale in generale, cioè nel futuro. Allora, mi stia a sentire. Gemelli, 46. Allora, carissima gemellina, per nascere un bebè ci vogliono 9 mesi. Per sapere la vita di una persona ci vuole almeno mezz'ora per un consulto, cosa che non posso fare in questa live. Facciamo un amore, no? Ecco, perché se volete un consulto dalla A alla Z c'è la possibilità del privato. Ok? Allora, in amore, mi devi dire l'età del tuo innamorato ed il suo segno zodiacale. 44, Leone. Quindi la domanda è se questo rapporto avrà continuità, giusto? Sì, un po' il personaggio hai nei miei confronti, più che altro. Sì, vediamo. Allora, da questo momento pensa intensamente a lui e fermami quando vuoi, grazie. Adesso. Grazie. Andiamo a verificare. Vedo, diciamo, alcuni momenti di contrasti tra di voi, con alti e bassi. Diciamo che tra di voi c'è come un caos all'interno della coppia.
C'è una terza persona di mezzo che sta ostacolando questo rapporto, perché lui è una persona che a modo suo ci tiene a te, ma è tirato indietro da questa terza persona che lo ostacola continuamente, e lui è arrivato al punto che non sa più cosa fare, come comportarsi. Ho capito. Sono stato chiaro? Sì, molto chiaro. Niente, vabbè. Diciamo che è giusta. Lo so. Quello che hai detto è giusto. Lo so. Ci ha beccato. No, beccato. Quindi che farà in futuro? Si capisce oppure rimane così per sempre? Finché c'è questa terza persona che ostacola e sa cosa vuole questa terza persona, questo rapporto rimarrà tale e quale. Va bene, Va bene? La ringrazio. Arrivederci, signora. Grazie mille. Prego. Allora, vi ricordo che in questa live si effettuano consulti altamente professionali, dove non dovete essere voi a parlare, ma sarò io a indovinare. Chi deve indovinare sono io, non siete voi a raccontarmi i fatti vostri. Questo è serietà e professionalità. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto gratuito. Vedo altre live dove voi donate 200 monete, 100 monete, 300 monete e li donate facilmente. Io sono un povero scemo che non chiedo niente. Dedico un'ora al giorno più o meno del mio tempo a voi tutti. Quindi poi si va a cedere per vedere gli ignoranti che cadono giù e le persone intelligenti rimangono sopra. Quello è il mio obiettivo, ok? Allora, se volete parlare con me, il numero di telefono è quello che vedete in questa live nei commenti, che l'amico Ciccio ogni tanto pubblica. Grazie a coloro che stanno donando di loro spontanea volontà, non chiediamo niente a nessuno, ringraziando il Dio abbiamo che mangiare, non abbiamo bisogno di alcuna donazione. Pronto? Pronto? Salve. Pronto, mi senti? Io la sento, prego. Volevo fare una domanda, se era possibile. Sì, come no. Volevo sapere se mi chiameranno nei prossimi giorni a lavorare al ristorante. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 22 anni, Capricorno. Sono da 17 gennaio 2000. Perfetto. Allora, fermami da questo momento in poi quando lo desideri. Grazie. Stop. Ok. Salutiamo l'amico Massimo, buon pomeriggio. Massimo ci sta seguendo da YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube in questo momento. Allora, è molto vicino la chiamata, eccola qua. Dopo magari se vai a vedere il video su YouTube, così ti renderai conto delle tue carte che ti sono uscite. Stavo con i tablet, però no, l'ho spento perché sennò sentivo 2 volte. Non ti preoccupare, dopo vai su YouTube al canale Il Maestro Cleo, in serata vai a vedere il tuo consulto. Mi esce la carta della chiamata, la notizia, e mi esce la carta della felicità. Queste due carte qua, unitamente alla carta del Papa, sa a indicare chiamata lavorativa sicura.
No, è a breve, è a breve, è a breve. Quindi anche un settimana. A breve può essere anche tra un'oretta che ti chiamano per lavorare, voglio dire. Ah, ok. Ok? Ok, grazie mille. Buona serata. Grazie, buona giornata. Vi ricordo che il sottoscritto si occupa anche di consulti in privato riservatamente. Per chi vuole il privato, il riservato è a pagamento, il costo è di 30 euro. In questa live non dovete pagare niente. Pronto? Pronto, auguri, signor Verdicchio. Grazie. Perché Elena ieri mi ha detto, certo, che gli ero compleanni in Clementi, dice, io non manco tanto. Ma Quanti ne ha fatto? non ho capito. Ho detto, quanti anni hai fatto? Ah, signora, lei sta in live però, io sto in live. Lei è? Ah, non mi conosci neanche, bravo. Gioia, d'accordo, sto facendo una live, sto in diretta live, ci sta ascoltando. Ah, allora Mendo ti chiamo stasera. Ah, ecco, zia, non t'avevo perché magari ti chiamo io subito dopo. Non ti preoccupare, vai, va bene. Ti dai, chiamo ciao. io, zia, ti chiamo io. No, ti volevo solo fare gli auguri per il compleanno. Grazie, ti chiamo io dopo le 17. Va bene, ciao. Grazie, ciao, zia, ciao. grazie, ciao. Ciao. Ed eccoci qua, ringraziamo la mia parente zia da Milano. Allora, un caro saluto alla mia zia. Dice, non mi hai nemmeno conosciuta. Io ho conosciuto, però siamo in live, non voglio... Pronto? Pronto? Sì. Sente? Sì che la sento. Buongiorno, Salve. buon pomeriggio. Grazie. Mi dica. Volevo sapere un pochino tra me e mio marito. Sì. Allora, quanti anni c'ha lei? Io ho 44. Del segno? Pesci. E suo marito? 43. Segno Toro. Toro. Sì. Allora, da quanti anni sposati? 24. Allora, da questo momento mi fermi quando desidera, va bene? Sì. Basta. Perfetto. Basta. Sì, ho capito, un attimo solo. Allora, se vedo un caos in questa coppia, un caos infernale, se potrei dire, perché io vedo molte lacrime per lei, Tante. vedo contrasti che non vi dico, contrasti uno dietro all'altro, la malafede e bugie di quest'uomo. Questo è quello che mi fa male. Signora, come vede, un attimo solo, signora, io le sto a leggere le carte e lei gentilmente può parlare all'ultimo, se no... Ok, mi scusi. Devo indovinare io, signora, ok? Sì. Perché mi ritengo un professionista del settore. Poi, se lei chiama ad altri, gli può raccontare tutta la sua storia. Certo. Allora, prego, si figuri. Allora,
lei ha versato molte lacrime e sta ancora a versare lacrime per la malafede e bugia di questa persona. E in mezzo a questa situazione c'è un baraonde che non finisce mai, nel senso che il suo compagno, il suo marito, diciamo così, è diventato una persona così malvagia che la sta facendo soffrire già da un bel po'. Causa della situazione, di tutto questo caos, la causa è stata, lo dico bello pulito pulito, non voglio essere volgare, è una signora che ha fatto in modo di far cadere questo rapporto. Signora, può parlare, tranquilla adesso. Sì, è tutto vero. Lo so che è vero, signore, io sto qui a leggere le carte. Ciao Sergio. Sono 2 anni, quasi 2 anni, sì, che ho l'inferno dentro. Che questa zoccola ha rovinato tutto. E quando ci vuole, signor, perdonatemi, ma lo devo dire. Però io non ce la faccio. Signora, loro adesso si sta parlando anche che hanno avuto un bimbo. Lei sta dicendo questo. E mi sta scatenando ancora di più, ancora all'interno. Signora Bella, lei mi ha chiamato, io le ho detto come stanno le cose senza che lei parlasse. Se vuole un aiuto, un qualcosa, perché io mi occupo anche di stacchi sentimentali, mi occupo di legamenti sentimentali, avete bisogno di ciò, mi chiamate nel privato e io vi dico cosa posso fare. Quello no, che... io tengo la mamma pure di lui, che come dice lei, fa la veggente. Come dice lei, che poi mi ha fatto tanto di quel male. Io vi sto solamente spiegando quello che si può fare. Io sto lo qua. so, Assolutamente. Lo so che voi siete una persona molto sincera. Assolutamente, signora. Infatti questo fatto di questo bambino che mi sta parlando da poco, e lui in una conversazione, perché io per colpa di questa situazione sto prendendo psicofarmaci e non sto bene più. E le conviene cadere malata appresso a loro? Non ho idea. Vi conviene cadere malati, signora? Dopo 5 anni di matrimonio non è facile. Vi ho capito, signore, però io dico sempre, mi dovete perdonare, quando c'è una malattia, la malattia va curata, non va trascurata. Avete capito? Quando avete visto che vostro marito non filava come doveva filare, dovevate subito intervenire tramite esoterismo per farli allontanare, poi fatto HV, perché oggi, signora, oggi fa paura, le zoccole ce ne sono tante, a migliaia. Ma ditemi una cosa, ma è vero che questo bambino è figlio a lui? Questo non mi è uscito, non è una cosa che possiamo vedere così facilmente. Non mi è uscito proprio questo bambino, se no gliel'avrei detto. Però loro questa relazione c'è ancora? Sì, signore, c'è ancora, ve l'ho detto io. Perché io già in passato, quando me ne sono accorta, ho trovato un doppio telefono
ho messo registrazioni in macchina, registrazioni sul telefono. Lei stava persino giù al negozio sotto casa mia. Ho capito. Sì. Io non me ne ero accorto mai di niente, perché la vedevo tipo una persona mascolina. Ho capito. Però la differenza che io le dico, sono talmente cioè, qualche volta ci vedremo da vicino, poi mi conoscete meglio. Sì. Io tengo tutto intestato io, casa, macchine, tutto. Lo potete cacciare fuori dalla sera alla mattina. Sì. Non l'ho fatto. Allora, ascoltami bene, io ti ho dato il consiglio. Non l'ho fatto perché a me queste cose non piacciono. Avevo cercato aiuto anche alla mamma, però dico a volte, sa che poi è una cosa sbagliata attaccarlo a me, se lui a me non mi vuole. Se voi lo dovete attaccare a voi è sbagliato. Che sta zoccola si è appigliata, ha faticato pure, è meglio, non è sbagliato questo. Bravo. Brava signora. Pronto? Signora? Vabbè, caduta la signora si preoccupa di fare qualcosa per attaccare il marito a lei. Però non si preoccupa che questa qua l'ha fatto qualcosa per ci rubò il marito. Avete un modo di ragionare proprio bello. Pronto? Sì, pronto? Sì, mi dica. Parlo col maestro Cleo? Sono io. Salve, buonasera. Io volevo farle una domanda un po' particolare. Sì. Allora, io praticamente sto insieme ad un ragazzo il quale lui è cresciuto senza un padre. Sì. Diciamo che suo padre lo ha abbandonato quando lui aveva 6 mesi, ha abbandonato lui e anche, vabbè, si è separato anche dalla mamma. Bravo uomo questo. Diciamo che il mio ragazzo, suo padre, l'ha visto solo in foto all'età di 22 anni. Essendo che quando parla ogni tanto giustamente si sente che ha la mancanza, io volevo capire un attimino se il padre del mio ragazzo ancora lo pensa, cioè se sa di avere un figlio, se lo pensa o se ha intenzione di contattarlo. Vediamo, mi dici quanti anni c'ha il tuo ragazzo? Che segno è? Ragazzo? Mm-hmm. 23 anni a Lieta. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok. Se sarà il tuo ragazzo a cercare questa specie di uomo, scusami se lo sto trattando bene chiamandolo una specie di uomo. Lo so. Lo sto proprio trattando con guanti bianchi. E allora lui si farà avanti e si ricorderà che è suo figlio. Ma se lo deve cercare lui, io dico di no. Non l'ha fatto fino adesso, non lo farà mai. Questa specie di uomo. Ok? Va bene, la ringrazio allora. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Buona giornata a lei. Per consulti in privato, nel riservato, il numero è sempre lo stesso, il costo è di 30 euro. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto gratuito. Ricordatevi, mi occupo di legamenti d'amore e ritorni d'amore. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, deve abbassare il volume del telefonino, grazie. Sì. Prego. Allora, prego. volevo sapere se sarebbe previsto un incontro tra me e una persona, volevo sapere se avverrà veramente oppure no, perché a volte non è successo. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, allora 58 e Leone. 58? E lui, sì. E lui? E lui Capricorno 71. Fermami da questo momento in poi quando vuoi. Adesso? Ok. Lui vorrebbe pure, ma c'è qualcuno dietro che lo vieta assolutamente di incontrarti. Sì. Lo sapevi già questa cosa? Sì, so che la famiglia non vuole. La famiglia non vuole. E io come faccio a saperlo? No, ma io la chiamo per quello, perché sennò anche. Siccome l'anno mese scorso è venuto qui dove insomma di solito ci incontriamo, speravo che lo facesse anche questo mese, ecco, perché ci sono degli incontri piuttosto così furtivi. Sì. Potrebbe esserci o no? Sì, potrebbe anche esserci la fuitina come i bambini. Sì. Capisci? Ma niente di che. Sì, lo so, era solamente, diciamo, vedersi anche Sì, possibilità ce n'è, perché mi esce la notizia, mi esce, come no, ma se una fuitina così sì, ma se come tu magari immaginassi di vederti con questa persona, metterti insieme a questa persona per come e quando, ti dico no, perché c'è qualcuno che non vuole. Sì, E il motivo, sì. e il motivo tu lo sai qual è, quindi è inutile che te lo dico io. Sì, no, sono motivi economici. Eh. Era solo per sapere se era previsto un incontro, infatti ho detto, non stare insieme, purtroppo lo so, almeno che non le cose cambino. C'è possibilità, ma dobbiamo vedere se lo lasciano libero, capisci? Perciò ti dico, c'è possibilità, come no? Ho capito. Potrebbe essere di vedersi per 10 minuti casualmente, esatto, diciamo così. Sì. Ecco. Va bene, la ringrazio molto, grazie. Arrivederci signora, arrivederci. Ciao Sergio, buon lavoro, grazie Sergio. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16:45, va bene? Pronto? Ma prima di chiamare, cercate di non creare casini, chiudetevi nel cesso, chiudetevi dentro una stanza, non fate, è una live seria, non è quella di pane e puparole, capite? Pronto? Salve, buonasera. Buonasera, comportatevi da persone serie con me, poi con gli altri fate i pagliacci che come siete abituati. Mi dica, prego. Salve, volevo fare una domanda. Volevo sapere se mi ritornavo col mio ex ragazzo. Sicuramente. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 20 febbraio 93, sono del segno pesci e lui è del 15 ottobre dell'89, segno bilancia.
Da quando si è allontanato da te? Da un anno. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Prima di chiamarmi dovete tenere il volume del telefonino abbassato, ok? E se è possibile mettetevi la cuffietta che va meglio. Va bene così? No, non era per te, per Ah, ok. altri che stanno chiamando e non hanno capito un tubo. O pensano che questa sia una live come tanti cartari, hai capito? Allora, vedo difficoltà nel ritornare. Io un ritorno reale non lo vedo, anche perché lo vedo già vicino a un'altra persona, o si sente, si vede con un'altra persona. Hai capito? Sì. Quindi un ritorno io sinceramente non lo vedo, le carte non me lo danno il ritorno. Ma te lo dice il motivo reale per cui si è allontanato oppure? Vabbè, il discorso di perché si è allontanato o meno, ti posso dire, quando siete stati insieme con questo ragazzo tu? Come? Quando siete stati insieme, il tempo? Siamo stati 6 mesi. Vedi? 6 mesi e se ne va via, vuol dire che non aveva l'intenzione seria di stare con te. Ok. Perché se uno in 6 mesi lascia la propria ragazza senza alcun motivo, perché io non vedo motivazioni, o magari tu gli avessi fatto qualcosa di strano, o no, io non vedo assolutamente niente. Questa persona dalla sera al mattino se n'è andato via. È chiaro? Ok. Le posso fare anche l'ultima domanda se possibile? Dimmi. L'ambito lavorativo se posso. Sì. Se trovi Ho un lavoro, attimo. se trovi lavoro, Esatto. vediamo subito. Anche perché da un po' di mesi che sto aspettando un po' di risposte, ma non mi viene nulla. Siamo un po' inguaiati col lavoro, che vuoi fare? L'Italia purtroppo. Esatto. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Sì, Gioia, il lavoro mi esce la carta del successo, ciò vuol dire che il lavoro arriverà. Esce anche il sole, quindi mi esce la chiamata, capito? Ok, la ringrazio, gentilissimo. Quindi suppongo che tutto il mese di luglio dovresti avere il modo di lavorare. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Prego. Allora, linee che ritornano libere. Pronto? Sì, maestro, buonasera. Buonasera. Sono Francesca. Sì. Sì, senta, io le chiedo una domanda per me, personalmente per me. Sì. Cosa vuoi sapere? Cosa le devo dire? Il segno zodiacale? Mi devi dire la tua età, il tuo segno e la domanda che fai alle carte. Allora, ho 49 anni, sono leone e la domanda che faccio è se ritornerà il mio ex marito.
Tuo marito quant'anni c'ha, che segno è? Il mio ex marito ha 48, è della Bilancia. Da quando è andato via? È andato via allora da un anno, diciamo ufficiale, un anno e qualche mese. Perfetto, ok. Allora, da questo momento in poi fermami quando lo desideri, grazie. Ok. Perfetto. Lui vorrebbe pure, ma c'è qualcosa alle spalle che lo tiene bloccato, lo tiene fermo. Non ho capito, maestro, scusi. Lui vorrebbe pure lui vorrebbe tornare, capisci? Sì. Però c'è qualcuno che lo tiene bloccato, lo tiene fermo. Sì. Questo è il motivo. Ok, ma sono queste, ma in un futuro tornerà? Ma hai capito cosa ho detto io? Sì, ho capito che c'è. Parliamo la stessa lingua, dico? Sì, ho capito che c'è qualcuno che lo tiene fermo. E come fa nel futuro a tornare? Se questa lo tiene fermo, fammi capire. Sì, però possibilmente diciamo non Dipende da chi sei andato, se ti ha fatto un buon lavoro. Capito? Tu sei andato da uno bravo. No. E c'è io. No, non lo so, cioè non lo so, non lo sto capendo che sto dicendo. Arrivederci, buona serata. Ai ai ai. Ai ai ai, ai ai ai. Voi non avete capito con chi state avendo a che fare, non avete capito io chi sono. Voi non avete capito io chi sono. E questo mi dispiace. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ascolti, mi chiamo Giuseppa, io volevo sapere qualcosa da lei se è possibile. Cosa vuoi sapere? Allora, io volevo sapere qualcosa della mia famiglia, cosa succede nella mia famiglia in sé per sé, quali sono i problemi che stanno succedendo e che succedono. Signora, allora, per sapere tutto questo non posso in 2 minuti, ci vuole minimo una mezz'oretta. Bravo, poi le faccio la ricarica. No, Allora, non mi... Signora, sì. mi dia ascolto per piacere. Sì, prego, ci mancherebbe. Allora, per poter fare un consulto del genere e capirci qualcosa di importante in quel che sta succedendo nella sua famiglia, non è una cosa che io posso fare in una semplice live in 2 minuti. Ci vorrà più di mezz'ora per controllare tutto e questo è possibile solo nel privato. Tutto qua. Ok. Allora facciamo così. Io le faccio una sola domanda per ora. Sì. E poi lei mi dice come mi devo comportare per il seguito. Qual è la domanda e come ti devi comportare?
come dice lei. Allora, la domanda è, voglio sapere, mia figlia cosa ha combinato nella mia famiglia e perché? Lui si chiama Luisa Costanzo, è nata il 22/2 del 1990. Devo attaccare questa telefonata, perdonatemi, non è da me, non è da me. Io non amo prendervi per il culo, io non amo prendervi per il culo. Voi siete abituati ad essere presi per il culo, chiamate a tutti quanti e dite, allora, non è una risposta che posso dare in 2 minuti, ma ci rendiamo conto la signora cosa mi ha chiesto. Io devo vedere la figlia, i parenti, cioè, allora, io prima o poi mi cancello da TikTok, credetemi. Pronto? Buonasera. Buonasera. Devo fare Prima o una poi... domanda su mia figlia. Sì, prego. Volevo sapere come andrà la sua gravidanza. Allora, quanti anni ha sua figlia? 39 anni, è del 16/8 dell'83, Leone. Ok. Mi fermi quando vuole, signora. Stop. Ok. Allora, amici cari che mi state ascoltando, io i consulti come ve li fanno gli altri, non li so fare. Non li so fare. Signora andrà ottimamente bene, però dica a sua figlia che deve stare un po' più a riposo, eh? Ok, ma si vede che cos'è? No, signora, questo non sono un medico. Va bene, ok, la ringrazio sempre e gentilissimo. Arrivederci, signora. Arrivederla. Allora, pronto? Pronto, buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio a lei, prego. Volevo sapere una cosa. Sì. Se con Marco ci sarà un futuro insieme. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io bilancia 50, lui 45 Toro. Quindi se ci sarà un futuro tra te e lui. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Basta. Ok. Allora, mi dovete perdonare, chiedo scusa signora, un attimo solo, eh? Allora, io volevo dire una cosa a tanti di voi, ve lo dico in napoletano, però, così mi capite tanti di voi. Voi volete fottere, ma non volete essere scoperti. Volete fottere, ma non volete essere scoperti. È chiaro, no? Perciò non dovete chiamare a me, perché io, che leggo le carte, so di ognuno di voi vite e miracoli. È chiaro, no? Quindi è inutile che mi veda a prendere per il culo. Quando in futuro poi si lascerà con quella, ma in futuro si lascerà con quella, mi stai domandando questo perché tu sei stato da qualcuno a fare un lavoro per allontanarla da quella. Capisci? Quindi non mi vedo a prendere per i fondelli proprio a me, perché il sottoscritto ha 44 anni di attività e va attacca e va scioglie come voglio e quando voglio, se voglio. Ma mi ritengo un professionista del settore e voglio avere a che fare con le persone serie. Tutte le altre, zoccole e non zoccole, andate a fare carte da altre persone, fate fare carte a chi vi prende per il culo, non chiamate a me. Come ve lo devo far capire? Non lo so.
Allora, signora, c'è il successo, vedo un cammino probabile di un'ottima riunione, di un ottimo cammino. Ho capito, ma lo sa più o meno quando non può capire bene. No, signora, no, è nei suoi pensieri, le faccio capire, signora, è nei pensieri di questa persona, capito? È nei pensieri di questa persona. Poi tutte le altre difficoltà che ci sono alla base, è chiaro, no? Tutte le altre situazioni che si sono create intorno a quest'uomo, sono situazioni che lui, se è bravo, riesce ad uscirne fuori, capito? Però è nei suoi pensieri il cammino con lei. Grazie mille. Di niente, signora, le auguro una buona serata. Anche a lei, arrivederci. Arrivederci. Allora, salutiamo Raffaella. Ciao Raffaella, grazie. Buongiorno anche a Filomena. Ciao Filomena. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salve. Allora, volevo fare una domanda, posso? Sicuramente. Allora, io volevo chiedere su una mia amica, c'è un'amica che è da 30 anni che la conosco e volevo sapere se lei è sincera, c'è nei miei confronti? Sì, come no. Grazie. Quanti anni c'ha lei e quanti anni c'ha questa persona? Allora, io ho 49 anni e lei è del 70, è uno scorpione, io sono vergine. Ok, vediamo subito. Grazie. Salutiamo Kef 98. Ciao Kef. Allora, mi fermi quando vuole in questo momento. Ok. Stop. Ok, Grazie. prego. Le carte me la danno come una persona sincera, signora. Mhm. È molto sincera, si può fidare. Ok. Si può fidare, è una persona molto sincera. Ah, ok, va bene. Garantito, signora. Va benissimo, io la ringrazio. Di Grazie niente, mille. di niente, Salve, arrivederci. buona Buona serata, serata. arrivederci. Prego. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, per sapere se la situazione con Marco si sblocca. Sì? Lui 52 anni, io 46, Sì? lui sagittario, io vergine. Se ci sarà anche un riavvicinamento dopo lo sblocco. Vediamo subito. Grazie mille. Prego. Allora, da questo momento in poi mi fermi quando vuole, grazie. Ok. Stop. Ok, grazie. Grazie a lei. Allora, io volevo ricordare un po' a tutti voi che mi state seguendo in questo momento in ogni mia live. Allora, lo dico adesso perché sennò poi non mi fanno parlare perché ci sono tante telefonate. Chiedo scusa, eh? Allora, io, il sottoscritto, da 44 anni in attività del mondo delle scienze esoteriche, si occupa anche di potentissimi, attenzione, legamenti d'amore e ritorni d'amore. Quindi, per far impazzire il proprio uomo o la propria donna, chiamatemi in privato e vi dico cosa si può fare, quali sono i costi, qual è la tempistica. Se avete bisogno di di quello che vi ho appena detto, se no non ci sono problemi.
Allora, stammi a sentire, Gioia. Io vedo questa persona totalmente bloccata, come tra te e lui, come se ci fosse un muro di mezzo. Hai capito? Sì. Allora non vede il ritorno, niente. No, io un ritorno le carte non me lo danno il ritorno. Lo vedo tutto attaccato, detto napoletanamente. Cioè, ma neanche non vede se tiene a me o qualcos'altro, niente proprio. Come sta adesso, la sua testa è altrove, perché è stato voluto così. Come è stato voluto? Da chi lo tiene bloccato. Ah, Capito? Questo le va carte. bene. Questo le carte. Ma vede un'altra donna, no? Non ho capito. Vede un'altra donna, dico. Io bloccato da uomo non l'ho bloccata certamente io, ma un'altra donna. No, bloccato da una donna. ma un'altra donna certamente l'ha bloccato. Cazzarola. Andiamo bene. Ok? Va bene, io la ringrazio, grazie mille. Arrivederci signora, buona giornata a lei. Segnatevi il numero per il privato, il privato, consulti senza limiti di tempo. Allora, pronto? Pronto, buongiorno. Chiedo- Sono Raffaella Ciao. e ho 47 anni, sono del Leone Sì. e vorrei sapere qualcosa sul mio matrimonio. Tuo marito quanti anni c'ha? Che segno è, Raffaella? Cosa? Tuo marito quanti anni c'ha? Il mio marito è del 70, ha 51 anni e è sagittario. Quindi vuoi sapere tra te e lui se ci sarà continuità? Sì, perché è un brutto periodo. Sì, vediamo subito un attimo. Allora, per la persona che mi ha scritto su WhatsApp che vuole informazioni, i consulti in privato sono a pagamento. Il costo è di 30 euro, devi fare richiesta tramite WhatsApp con la scritta Cleo, voglio consulti in privato. Io ti mando il postapay. Ok? Ok. No, non era per te, Raffaella, era per una persona che mi ha... Scusami. che voleva una risposta. Allora, Raffaella, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Basta. Sì, ho capito, un attimo solo. Andiamo a verificare. Allora, Raffaella, ascoltami bene. Ti dico un po', anche se ti dico quello che tu già sai, ma te lo dico per far capire un po' ai tanti che ci seguono come funzionano i miei consulti. In questa situazione matrimoniale tra te e tuo marito, diciamo napoletanamente, ha acchiappato con l'ardo bocca più di una volta. Capisci cosa intendo? No, non ti ho capito. L'hai beccato. Sì. Tu con i cattivi pensieri. Ah. Capito? Sì. Io l'avevo detto in altro modo. Non ti avevo ascoltato tanto bene, che non si sente tanto bene dal telefono. Come non si sente tanto bene? No, il mio telefono non si sente poco. Ecco. Quindi che succede? Che è successo? Che ci sono state e ci sono ancora alti e bassi di situazione complicata, litigi,
promesse fatte non mantenute, e via via via. Quindi il discorso è questo qua, che tu non riesci più a capirci niente e dici chissà che può fa, che capita è chiaro? Quindi il discorso è che questo legame, io ti dico che non è a rischio, perché vedo un accordo che prenderete tra di voi e questo rapporto può salvarsi. Capito? Ho capito. Questo è. E va bene. Non c'è altro. No, al di là delle discussioni e così via e via, perché ripeto, c'è troppa confusione in questo rapporto tra persone di famiglia, tra chiacchiere e tutto quanto. Quindi ripeto, questo rapporto vi dovete un pochettino voi due da soli chiarirvi, parlare e vedere quello che volete fare. Però ti posso già dire anticipatamente che questo è un rapporto che si può salvare. Ok, Cleo, ti ringrazio e poi ci sentiremo semmai in privato. Va bene, Raffaella, un Ti abbraccio. ringrazio, buona giornata. Grazie a te, ciao. Eccoci qua. Salutiamo tutti gli amici che mi seguono su YouTube, un abbraccio in particolar modo a voi tutti. Allora, pronto? Buonasera maestro, Buonasera. posso chiedere una domanda? Sì, come no? Ok, allora io voglio sapere se devo dare anche la data, giusto? Sicuramente sì. Esatto, allora Sergio 31 gennaio 65 Acquario, Sì. nei confronti di Carol, scritto con la K, Lopez, se c'ha interesse, se lo vedi innamorato, non lo so, una domanda che voglio fare. Vediamo subito. Ok, grazie. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì. E basta? Ok. Ci tiene a questa persona, come no? Ci tiene? Sì, ci tiene, ma non è un tenerci naturale. Ho capito. Capito? È una persona poverino sottomesso. A questa? Sì. Ho capito. Ma vedi che hanno rapporti, li vedi che sono come amanti, non lo so, si vedono? Allora, sì, tra di loro c'è amore, guarda qua, sta qua, vedi? Praticamente questa persona, questo ragazzo è plagiato da questa persona. Ok, ma è da tanto sta cosa che va avanti, vero? Sì. Più o meno te lo danno, più o meno? No, è da tempo che stanno insieme, una persona plagiata, una persona fatturata da questa donna. Tutto qua. Te l'ho detto bello chiaro, va bene? Ho capito.
Va bene, ok. Arrivederci. Grazie. Nel caso poi ci sentiamo. Ok, va bene, grazie. Non ci sono problemi, arrivederci. Arrivederci, grazie. Prego. Ogni giorno dalle 15:30 alle 16:45 in diretta live con il sottoscritto, il Santone di Avenna. Chi desidera consulti nel privato sono a pagamenti. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sì, allora vorrei sapere se mio padre potrebbe uscire dal carcere. Quanti anni c'ha papà? Che segno è? 50, segno Capricorno. Da quando è nel carcere? 3 anni. Vediamo subito. Fermami quando vuoi. Va bene. Stop. Ok. Ci vorrà ancora un po', Gioia. Ci vorrà ancora un po' per papà, eh? Non è, penso che te l'hanno detto anche gli avvocati, che non è questo il periodo, non è questo il momento. Più o meno sai quando? Allora, garantito a papà, allora a papà deve andare tutto bene per tutto l'anno prossimo. Va bene, capito? grazie mille. Arrivederci, auguri per papà. Grazie, ciao. Prego. Pronto? Padre, buonasera. Buonasera. Volevo sapere qualcosa su mia figlia. Sì. Su mia figlia. Sì, si chiama Angela. Quanti anni c'ha sua figlia? 31. Del segno? È nata a febbraio. Ok, signora, qual è la domanda che lei porge alle carte? È che c'è un ragazzo che sta presso, volevo sapere se questa cosa Si concretizza, va bene. se è un bravo ragazzo oppure no. Mi dice quanti anni c'ha questo ragazzo, che segno è? Sì, 33, è nato ad agosto. Vediamo subito. Mi fermi quando vuole. Sì. Ok, grazie così. Prego. No, signora, può essere la persona giusta, però è sua figlia che è molto indecisa. Sua figlia deve essere un po' più positiva, perché la vedo troppo, si piange troppo addosso, la vedo troppo negativa. Sì, perché questo ragazzo in passato non si è comportato bene. E beh, ci esce di nuovo insieme, lo manda a quel paese. No, perché io veramente ho fatto pure parecchio di chiacchiere, abbiamo fatto che non volevo con questo ragazzo, però è lei che
c'è la testa dura e... Allora, questo ragazzo fa sul serio. Chiaro? Oggi fa sul serio. Sì. Oggi fa sul serio, sì. Il discorso, signora, facevo sul serio anche la volta scorsa, solo che il discorso, quando una persona è storta, è storta. Questo ragazzo ama a modo suo, seppure fa sul serio, non vi sto a dire che fa per la figlia vostra, però. Non fa per mia figlia. Avete capito cosa dico io? Anch'io lo dico, non fa per lei. Perché la farà solo soffrire come già fatta nel passato. Ma perciò vi ho detto, questo ragazzo fa sul serio, ci tiene la vostra figlia, ok, però non è quello ideale per sua figlia. Esatto, e per quello io ho litigato con mia figlia, perché in passato Oh, cioè, che lei vuole sì, toglietevi di mezzo. Che vi devo dire? Toglietevi di mezzo, se volete appiccicare con vostra figlia inutilmente, per fare che cosa? L'ho già fatto, ho litigato, però e chi mi diceva... Ma chi ve lo fa fare? Chi ve lo fa fare? Voi ragionate col cervello, mi Ma capite? voi pensate che come ha fatto con... Cioè, questo ragazzo ha fatto vari problemi. Io ho paura che sbaglierà anche con mia figlia. Lei cosa vede in futuro? Se la fa soffrire? Io vi ho detto, Sì. sua figlia con questa persona avrà solo sofferenza. Ok, ho capito. Ma non vede se lui ha una ragazza, ha avuto qualche ragazza, perché da 4 anni che non si vedevano più e adesso è comparso di nuovo questo ragazzo. Ma chi la vai bene, una scemia la figlia vostra. No, io so che lui stava con un'altra ragazza. Sì, no, ma non è che sta con un'altra ragazza, questo ce n'è altri 10 di ragazze, che domanda fate? Ho capito. C'è un'altra ragazza, ce n'è altre 10 di ragazze. Ho capito. Che vuol dire questo? Quindi non ci sarà un futuro buono per questa per ragazza. Me questo ragazzo fa sul serio con vostra figlia, però non è un ragazzo che fa per sua figlia. Poi fate come volete, che vi devo dire? Va bene, io la ringrazio. Arrivederci signora, buonasera. Sergio, ciao Sergio. Mamma mia. Io psicologa non potevo fare. Io secondo me se facevo il psicologo io, la gente buttava la coppa al balcone. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Un'informazione vorrei sapere se ti dico la data di nascita e tutto, se il mio ex mi ama ancora, mi pensa, qualcosa così. Sì, mi devi dire quanti anni c'hai, che segno sei? Ti do la data di nascita del mio ex? Sì. Allora, 20 agosto 1999. Tu invece? No, vedi solamente di lui. E che devo dire di lui? Se mi ama ancora qualcosa. E se non mi dai la data, io come faccio a sapere che se ti ama a te oppure no? 19/06/2005. Ok, fermami quando vuoi. Stop. Carissimo Ciccio, il lunedì è così, Francesco. La gabbia dei matti si apre. Terno passeggio. Allora, ascolta, Vittoria, Bagita,
Devo dirti che sei nei suoi pensieri, però lo vedo molto molto assente, ma non è che lui sta con un'altra roba varia, è un periodo vuole stare da solo. Ma non si vede se ritorna, no? È Questa cosa nei suoi pensieri, ma il ritorno non lo vedo. Sei nei suoi pensieri, lui ti pensa ogni tanto, ma non vedo che lui possa tornare. va bene, ok, gentile. Arrivederci, buona serata. Magari potrei andare in pensione, presto ancora, in pensione si va a 70 anni. Pronto? Pronto, buonasera. Maestro, buonasera. Prego. Senta, io vorrei sapere un pochino su mio marito che è un anno diciamo separati in casa. Sì. Quanti anni c'hai tu? Che segno sei? Allora, io ho 49 anni e sono vergine. E a lui? Lui ha 52 ed è gemelli. Quindi siete separati in casa. Vorrei sapere se c'è qualcun altro. Io sono una mia amica, le dico la verità. E da quando siete separati in casa? Da un anno. E Però sono 6 mesi in più. signora Bello, da un anno voi va sciusciate e chi lo sciuscia, come fa? Cioè in da un anno come si fa a non fare niente? No, vabbè. No, voglio sapere da voi. Voi mi avete fatto una domanda intelligente. Io vi faccio la domanda a voi. Lo so. Voi va sciusciate? Io tipo. Ah, ecco. Allora, signor, fermatemi quando volete, gentilmente. Se no mi dovete fermare, se no vi do tutto il mazzo. Fermate. Se no vi do tutto il mazzo di carte e stiamo a posto. No, fermate. Tanto voi prendete 50 carte, o prendete 10 carte, la risposta è sempre quella. Sì. C'è un'altra persona, come no? Ma non è come pensate voi che è l'amica vostra, signore. No, perché io qua vedo una conoscenza che lui ha fatto e non penso proprio che sia l'amica vostra. Ok. Ma è da parecchio che c'è questa conoscenza? Ma allora, io penso che un 5-6 mesi buono. Ok? È solo una conoscenza o c'è qualcos'altro? Signor fanno boom boom. Ok. Va bene. Arrivederci. Grazie. Sergio, conosci un manicomio buono? Ma voglio controllare. Pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se il mio ex ragazzo è ancora innamorato di me. Sicuramente. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io 31 sono Leone. E lui? 33 è Toro. Va bene. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Basta? Ok.
Allora, miei cari amici, seguitemi sull'altro profilo TikTok che si chiama Cleo Relax. Cleo Relax. Lì ci divertiamo un mondo, ci divertiamo insieme con tanti bei video. Lì è il mio TikTok per divertirmi un po' pure io. Quindi seguitemi anche lì. Si chiama Cleo Relax. Ok? No, Gioia. No, ok. Mi dispiace, ma non mi accompare proprio, non mi esce proprio. Va bene. Vedo che in questa situazione c'è la falsità di parenti, familiari, in qualcosa del genere. Sì, quello sì. Ti trovi? Motivo per la quale è finita. Motivo per la quale è finita la relazione. Sì. Buonasera. Buonasera. Sì, Francesco, qua non fa parte di psicologia assolutamente, è che le carte ti danno una risposta ben precisa se gli fai la domanda precisa, ma siccome questo è quando facciamo un consulto di cartomanzia, diciamo come Dio l'ha creato, ma quando si ha a che fare con i matti, purtroppo le carte ai matti non li rispondono da matti, ma li rispondono da persone serie. E come si fa a mischiare o matta con la persona seria? E allora è pazzesco, capito? Ma solo e un attimo, chiedo scusa, solo e semplicemente perché qui su TikTok sono abituati a consultare, fanno 10 consulte al giorno, come vedono uno con le carte in mano lo chiamano, come vedono uno con le carte in mano lo scrivono, poi vengono truffati, vengono minacciati addirittura, perché mi chiamano persone e me lo dicono in privato, vengono addirittura minacciati questi 4 imbecilli e continuano a chiamare a più persone per essere indovinati. Capisci perché li chiamo banda di imbecilli? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Vorrei porre una domanda. Prego, mi dica. Volevo sapere, la mia amica Sonia cosa pensava di me, perché si avvicina, si allontana, non riesco a capire se mi vuole ancora bene oppure ancora no. Quanti anni tieni tu? Che segno sei? Allora, 28 Vergine, lei 35 Scorpione. Fermami quando vuoi. Ok. È una persona che non sa nemmeno lei cosa vuole dalla vita, capisci? Questo lo so. È molto, le carte me la danno molto confusa, in disordine mentalmente, incertezza, falsità, quindi questa è una persona che ti farà solo dannare. Ok, ma falsità riguardo cosa? Che non ti è sincera, mentre ti fa vedere la luna, poi ti fa vedere il sole, cioè, capito? Non è chiara nelle sue cose. Sì, perché in effetti ci sono momenti appunto dove si fa sentire, dove in altri momenti invece dove... E te l'ho detto, secondo te questo è un rapporto da una donna seria? No, e allora? Assolutamente no. E allora? Quindi non so se, cioè,
continuare ad andare avanti? Io ti direi di mandarlo a quel paese, se sono rose fioriranno, ma non puoi fare il matto appresso a una matta. Ma adesso lei prova qualche sentimento per me, mi vuole bene oppure zero? Hai detto bene, ti vuole bene, tra il bene e i sentimenti c'è di mezzo una montagna. Ma una persona che ha sentimenti e si avvicina non è che si allontana domani, poi per poter tornare di nuovo dopo domani e per poter allontanarsi ancora quell'altro giorno. Sì, praticamente è così, viviamo un rapporto tipo così. E allora tu continui a fare il matto appresso a questa. Va bene. Recepito il messaggio, grazie mille. Tu meriti di meglio, carissimo amico mio. Grazie. Ciao. Ciao. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei, prego. Vorrei farle una domanda, se possibile. Sicuramente, prego. Volevo sapere se la persona con cui mi sto vedendo, tra me e lei nascerà una relazione. Se nascerà una relazione tra di voi. Mi dici l'età e il segno zodiacale di ognuno di voi? Allora, io sono Giulia, 27 anni, Toro. Mm-hmm. E lui è Manuel, 34 anni, Pesci. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ciao Letizia Milazzo. Buona giornata anche a te, Letizia. Le carte mi dicono di sì, Gioia. Ok. Auguroni. Grazie mille. Arrivederci. Prendiamo l'ultima telefonata, Ultima telefonata. Vediamo chi sarà l'ultima, mi raccomando, l'ultima telefonata. Dopodiché sarò nel privato, non gratis, a pagamento in privato. È pronto? Salve, buonasera. Buonasera a lei, prego. Allora, c'è un ragazzo con cui mi frequentavo, però poi diciamo che non ci siamo più sentiti per un buon mese. Mm-hmm. E questa domenica ci siamo incontrati totalmente a caso in un locale, niente, abbiamo parlato di così. E volevo sapere se la storia è definitivamente finita o non so. Quanti anni c'hai? Che segno sei tu? Io ho 20 anni e sono Pesci, lui ha 22 anni ed è Vergine. Fermami quando vuoi, grazie. Stop. Perfetto. Sì, ci può essere una ripresa, devi coltivare questo ragazzo perché una ripresa ci può essere. Ma devo fare qualcosa io? Sì, fatti avanti e fagli capire che comunque ci tiene ancora. Va bene? Va bene, grazie mille, buon lavoro. Grazie. Ed era l'ultima telefonata. Carissimo amico Francesco Ciccio, adesso sai cosa succede? Che tutti coloro che hanno chiamato a me in questa live si mettono alla ricerca di altri cartomanti per vedere finché non trovano la persona che gli dice quello che vogliono sentirsi dire. Hai capito con che mondo noi abbiamo a che fare? C'hai capito? Adesso chiamano un altro, finché non trovano la persona
che li arravoglia, come si usa dire, e che lo fanno così. E sono contentissimi, hai capito? Poi si lamentano che i maghi sono ladri. Non è così. Siete voi una banda di farabutti che non capite un cazzo. È chiaro, no? Questo è il motivo. Ecco perché io sono un povero scemo, perché io non ne approfitto di nessuno. E amo dire la verità. Tutto qua. Un abbraccio a tutti voi. Vi rinnovo l'appuntamento per domani se vi fa piacere, se no col dito scrollate, andate oltre, che ce ne stanno tanti di cartomanti in giro, vi dovete scegliere solo la persona simpatica. Ed io andiamo prima a salutare gli amici da YouTube. Usciamo da YouTube. Ciao a tutti amici da YouTube. Terminiamo la live su YouTube.